Inizia dalla Pala Olgiata di Roma il cammino in questa Serie A Futsal di Roma e Pirossigeno Cosenza. Buonasera amici appassionati di futsal, il saluto vi arriva proprio dal Pala Olgiata di Roma da parte di Mattia Esposito, prima giornata della nuova Serie A che spalanca le sue porte ad un'altra stagione che sarà tutta da vivere insieme. Siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, una Roma che anche per quest'anno ha provato a rilanciare le sue ambizioni di alta classifica. Proverà a non essere da meno la Pirossigeno Cosenza, che dopo aver centrato la salvezza ai play-out nella passata stagione ai danni del Petrarca Padova ha decisamente rilanciato le sue ambizioni. Tra poco analizzeremo anche i temi tecnici ed emotivi di questa partita, chiaramente su tutti il ritorno di Marcelinho da ex qui alla Pala Olgiata di Roma. Mentre si scambiano il saluto entrambe le squadre in campo, andiamo a dare lettura di quelle che sono le formazioni di questa partita. Sarmiento, Turrisi, Sgro, João Miguel, Cutru, Piducci, Ricardinho, Avellino, Fortino, Di Eugenio, Biscossi e Pietrasanta a disposizione di Fabrizio Reali, tecnico subentrato a Daniele Dorto nella passata stagione. Aveva già fatto cose straordinarie e continua a fare cose straordinarie anche con l'Under 19, che ha fatto incetta di titoli nelle ultime stagioni e che è stato confermato alla guida della prima squadra anche per questo campionato 2025-2026. Vi dobbiamo la formazione della Pirossigeno Cosenza: maglia numero 4 per Adornato, 7 Marchio, 8 Rosato, 11 Trentin, 12 Parisi, 13 Bissoni, 19 Marcelinho, 20 Lo Cicero, 22 Everton, 30 Pedrigno, 31 De Brasi, 99 André Fantesele. Questi gli uomini a disposizione di Alfredo Paniccia. Anche la squadra arbitrale è composta da Daniele Filannino della sezione di Iesi, Mario Certa di Marsala, mentre al crono si accomoda Pasquale Giaquinto della sezione di Ostia Lido. Iniziamo a dare uno sguardo ai due quintetti, Parisi, Lo Cicero e Fantesele, già pronti insieme a Thiago Bissoni per la Pirossigeno Cosenza. Andiamo a vedere quali saranno le scelte da parte di Fabrizio Reali. Cutrupi, lui che torna qui alla Pala Olgiata, aveva indossato la maglia dell'Olympus, ora torna a vestire quella della Roma. Insieme a lui Fortino, Di Eugenio e Lucio Avellino, con Sarmiento tra i pali, uno dei grandi acquisti della Roma nel mercato estivo. Fantesele, Marcelinho, Lo Cicero, Bissoni e Parisi invece per Alfredo Paniccia. Per la Pirossigeno Cosenza attendiamo solamente il fischio d'inizio, dopodiché sarà Roma-Pirossigeno qui al Pala Olgiata. Ancora qualcosa da sistemare nelle due panchine, cenno d'intesa con il cronometrista. Sembra davvero tutto pronto. Ancora qualcosa da controllare sulla panchina della Roma. Curioso vedere come sarà il ritorno di Marcelinho da ex qui al Pala Olgiata. Dicevamo una Pirossigeno che dopo la salvezza ha rilanciato le sue ambizioni. Si parte, il primo possesso è proprio della Pirossigeno. Bissoni porta il pallone, Fantesele prova ad imbucare subito dentro per Lo Cicero. Anche tanti ex Ecositi a disposizione di Alfredo Paniccia. Bello qui il pallone per Di Eugenio che prova a scappare in banda, aveva preso alle spalle la prima linea di difesa della Pirossigeno, pallone che Di Eugenio però non riesce a controllare e termina in rimessa laterale. Bissoni, Lo Cicero alza la testa e serve nuovamente Thiago Bissoni, cambio di lato per André Fantesele. Marcelinho, Fantesele alza la testa, vuole il pallone di ritorno per Marcelinho, poi decide di aprire il destro che finisce alto sopra la traversa. Sarà Sarmiento a far ripartire l'azione della Roma. Prova ad andare lungo per Di Eugenio, troppo lungo però il pallone scagliato dal portiere plurititolato dell'Albiceleste. Fantesele perde il pallone in uscita, poi va a commettere fallo su Lucio Avellino, primo fallo di squadra per la Pirossigeno e primi cambi anche per Fabrizio Reali che mette dentro Matteo Biscossi al posto di Di Eugenio. Crediamo una soluzione per permettere
uno schema su questo calcio di punizione. Se ne sono andati i primi 37 secondi del primo tempo, 0-0 ancora qui alla Pala Olgiata, questa gara che stappa il campionato di Serie A. Cutruppi sul punto di battuta con il suo mancino, si allontana Cutruppi, arriva Avellino che calcia forte in porta, chiedevano una deviazione i giocatori della Roma, deviazione che c'è stata, sarà corner sulla conclusione scagliata da Lucio Avellino, sarà proprio il numero 18 ex Latina tra le altre a battere il calcio d'angolo. Uno sguardo in mezzo per Lucio Avellino che prova ad imbucare sul secondo palo per Cutruppi, pallone che sbuca, buono per Rodolfo Fortino, ci prova col mancino numero 20 della Roma. Fortino capitano e leader della formazione giallorossa. Andiamo a rivedere qui l'azione con il pallone che dopo una carambola arriva buono per il mancino di Rodolfo Fortino. Parisi con le mani, è pronto a far ripartire la pirossigeno. Cutruppi serve sulla corsa, Avellino che ha provato a calciare di punta sul primo palo, non ha centrato lo specchio della porta, ma adesso sta provando ad alzare i giri del motore la Roma. Le indicazioni alla sua fase difensiva di Sarmiento, con Parisi che cerca di ritrovare il pallone e di far ripartire il gioco. Parisi va corto da Tiago Bissoni, l'imbucata per Marcelinho, arriva il raddoppio da parte di Cutruppi, palla persa, arriva il fischio. Primo fallo commesso anche dalla Roma. Era finito a terra Marcelinho dopo un contrasto. 1-1 il conto dei falli dopo un minuto di gioco qui al Pala Olgiata. Fantesele, Bissoni, Lo Cicero prova ad alzare per Fantesele che ringrazia le intenzioni del suo compagno di squadra. Sfuma però anche questa azione per i ragazzi allenati da Alfredo Paniccia. Di Eugenio, Sarmiento, Fortino. Di Eugenio cerca una linea di passaggio, la trova su Cutruppi che alza di prima per Rodolfo Fortino. Buono l'anticipo di Marcelinho che prova anche a spingere la controtransizione, il pallone per Fantesele. Grande giocata difensiva di Alessio Di Eugenio, era uscito anche Sarmiento a chiudere lo specchio di porta da André Fantesele. Provvidenziale Di Eugenio che ha murato la conclusione del numero 99 in maglia verde. Corner in arrivo per la Pirossigeno che si riaffaccia nella metà campo difensiva della Roma. Pallone dentro, un paio di tocchi. Alla fine in qualche modo il pallone sbuca per Marcelinho che poi va a fermare il contropiede di Fortino. Sorride Marcelinho, chiedono un giallo i giocatori della Roma. Cartellino giallo che arriva, è anche il primo a finire sulla lista dei cattivi Marcelinho. Secondo fallo di squadra per la Pirossigeno. Salutiamo ovviamente tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Cutruppi in avanti per Biscossi, buona chiusura con i tempi giusti di André Fantesele. Roma che potrà ripartire da una rimessa laterale. Avellino in buca per Fortino, bravo Bissoni a smorzare la conclusione di Rodolfo Fortino. Poi un problema ad una scarpa per Tiago Bissoni che rimane a terra. Sportivamente Parisi mette il pallone in rimessa laterale, pallone che Rodolfo Fortino restituirà alla Pirossigeno. Le mani di Parisi. 18 minuti, 15 secondi, ancora 0-0, un paio di emozioni da una parte e dall'altra, ma ancora nessuna forse clamorosa occasione da gol in questa partita. Marcelinho alza il pallone in avanti, recupera la Roma che prova anche a sviluppare la controtransizione. È entrato in campo Trentin per Alfredo Paniccia. Il Pirossigeno che potrà battere una rimessa laterale. Fantesele, Bissoni prova l'imbucata proprio su Trentin. Interessante questa soluzione con Marcelinho da laterale, Trentin da pivot per Alfredo Paniccia.
Parisi. Alza la testa, va forte in porta, blocca il pallone Sarmiento, che poi prova a sorprendere dalla parte opposta a Parisi, che nel frattempo però sembrava aver recuperato anche la sua posizione all'interno dell'area di rigore. Cutruppi addomestica il pallone, preferisce passare per i piedi di Lucio Avellino, che imbuca da Rodolfo Fortino. Il pallone di ritorno per Avellino, che salta secco Bissoni, è sulla linea di passaggio però Marcelinho, che spinge la controtransizione della Pirossigeno. La giocata di Bissoni su Cutruppi, fallo di Cutruppi, cartellino giallo anche per il giocatore in maglia giallorossa, secondo ammonito di questa partita dopo Marcelinho, ed è anche il secondo fallo di squadra per la Roma. Direi tutto in parità qui al Pala Olgiata, 2 falli a testa, 0-0 e un cartellino giallo per parte. Ancora gioco fermo qui al Pala Olgiata. Si ripartirà con un calcio di punizione per la Pirossigeno. Si allontana Marcelinho, Trentin va dritto in porta, concentrato, presente Sarmiento, che ha visto partire il pallone a mani aperte, allunga in rimessa laterale, praticamente si cambia lato di campo, ma il possesso resta sempre della Pirossigeno. Bissoni alza la testa, è arrivato un fischio degli arbitri, Roma che chiedeva un'infrazione sulla rimessa per Tiago Bissoni, arbitri che volevano forse far rispettare la distanza. Fatto sta che si ripartirà sempre dalla stessa posizione, sempre con una rimessa laterale per la Pirossigeno. Trentin, la suolata per la conclusione di prima di Marcelinho, muro giallorosso di fronte a lui. Parisi prova ad andare dritto in porta, Fortino per un attimo, Avellino bravo a chiudere la traccia cercata da Trentin, e poi Bissoni non riesce a controllare il pallone di Trentin, che forse era in angolo per Marcelinho. E Roma che proverà a costruire una nuova azione offensiva da questa rimessa laterale. Sarmiento alza la testa e va da Biscossi. Avellino, Biscossi, torna da Lucio Avellino, che imbuca per Rodolfo Fortino, che prova ad andare col destro, che non è il suo piede murato, ma il possesso resta ancora nella disponibilità della Roma. Biscossi va dentro da Fortino, finito a terra Bissoni, spinto secondo gli arbitri da Rodolfo Fortino. Calcio di punizione per la Pirossigeno e terzo fallo di squadra per la Roma, con 16 minuti e 49 secondi rimasti sul cronometro del primo tempo. Altri cambi per Alfredo Paniccia. Dentro Riccardinho, altro nuovo volto e altro colpo in estate della Roma. Dentro anche Pedrinho invece per la Pirossigeno. Iniziano a mescolare un po' le carte sulle due panchine. Pedrinho, Bissoni, Biscossi in anticipo su Marcelinho, prova anche a spingere la transizione, non c'è fallo, Marcelinho calcia. Sarmiento è lì ad aspettare il mancino del 19, poi Sarmiento prova ad andare lungo da Biscossi, non era male questo pallone di Sarmiento. Poi si allacciano qui ancora Pedrinho e Biscossi, gli arbitri lasciano correre il possesso della Pirossigeno. Bissoni dentro da Trentin, arriva il raddoppio vincente da parte di Biscossi, poi senza pensarci due volte Bissoni va a spazzare il pallone in rimessa laterale, rimessa della quale si incarica Riccardinho, lascia la battuta ad Avellino, il taglio dentro di Riccardinho. Biscossi si ritrova lì il pallone, prova ad aprire il destro, occhio qui all'errore in uscita della Pirossigeno, stava per punire Fortino, bravissimo Parisi che esulta, ma ha rischiato tantissimo qui Everton. Pedrinho prova a saltare in 1 contro 1 Biscossi, che secondo gli arbitri è l'ultimo a toccare il pallone.
Pedrigno, Everton, Trentin ancora per Everton che tocca e accarezza il pallone col mancino, scambia con Trentin, prova anche a calciare. Everton chiedevano un fallo alle sue spalle dalla panchina della Pirossigeno, fallo non ravvisato dagli arbitri. Qui intanto non si capiscono i giocatori della Roma. Dentro João Miguel al posto di Rodolfo Fortino, dentro anche Antonino Isgro, anche lui ormai diventato punto fermo della formazione giallorossa. Parisi alza la testa, vuole una linea di passaggio, riesce a trovare Trentin, tamponato alle spalle da Lucio Avellino che costringe Trentin a tornare indietro. Everton, sale la pressione di Isgro che induce Everton all'errore. Dentro anche Capitan Marchio per Alfredo Paniccia. Entrambe le squadre, entrambi gli allenatori hanno panchine profonde, soluzioni a disposizione. Roma che tra l'altro per questa sfida deve rinunciare praticamente al suo pacchetto di under ormai aggregati in pianta stabile in prima squadra. Isgro prova a puntare in 1 contro 1 su Pedrigno, ancora Isgro, dentro da João Miguel che si appoggia su Lucio Avellino. Isgro arriva forte su di lui Pedrigno, la rimessa laterale sarà in favore della Pirossigeno. Buona giocata di intensità qui di Pedrigno che è andato a contestare il pallone ad Isgro. Trentin, sfuma anche questo possesso. Adesso fase della partita in cui le squadre sembra si stiano un po' quasi studiando senza voler forzare troppo le giocate. Siamo solamente alla prima di campionato, chiaramente ci sono da oliare i meccanismi, da conoscersi. Attenzione qui ad Avellino che calcia in diagonale, squillo della Roma con la giocata individuale di Lucio Avellino. Andiamo a rivedere, bello il pallone di Riccardinho per Avellino, conclusione in diagonale. Parisi sembrava essere sulla traiettoria. Si asciuga il parquet del Palaolgiata, 14 minuti 42 secondi da vivere ancora insieme di questo primo tempo tra Roma e Pirossigeno Cosenza. Siamo ancora fermi, inchiodati sullo 0-0. La partita comunque fin qui divertente, giocata a buon ritmo da tutte e due le squadre. Everton, Fantessele, alza la testa, prova a servire Marchio, capitano e simbolo di questa Pirossigeno. Rimessa per le mani di Sarmiento, lui campione del mondo con la maglia dell'Argentina. Colpo sicuramente di caratura internazionale per la Roma. Roma che intanto potrà battere una rimessa laterale in zona d'attacco. È pronto sul punto di battuta Lucio Avellino. Dentro il pallone per João Miguel. Fa buona guardia Marchio con il pallone che sfila oltre la linea di fondo. Fantesele, Everton anticipato da João Miguel che prova a calciare col mancino. Ancora Marchio che prova anche a ripulire il pallone. Di astuzia Cutruppi che fa carambolare la sfera addosso al corpo di Marcelinho e regala un nuovo possesso da rimessa laterale alla Roma. Cutruppi cambia lato, transita per i piedi di Lucio Avellino che prova ancora ad alzare la testa, ad imboccare il pallone di ritorno per Cutruppi che si scusa con il suo compagno di squadra. Everton, Marchio alza la testa, pallone in tribuna, rimessa a Roma, 13:49. Isgro scambia con Lucio Avellino, prova a saltare Everton che però è l'ultimo a toccare.
Occhio qui a Cutruppi che rischia la giocata in 1 contro 1 su Fantesele, che ha sfiorato il pallone senza riuscire a perfezionarne il recupero. Poi sfuma anche questo possesso per la Roma. Dicevamo, fase della partita in cui il ritmo si è un po' abbassato, scarseggiano anche un po' le occasioni. L'ultima in ordine cronologico, il diagonale di Lucio Avellino, dentro anche Adornato per Paniccia, pallone imbucato dentro per Marcelinho che lo ripulisce, lo serve a Marchio. Buona giocata difensiva della Roma, ma buona anche la fase di sviluppo del gioco della Pirossigeno. Parisi alza il pallone, Marcelinho tamponato alle spalle da Lucio Avellino, e anche il quarto fallo di squadra per la Roma, che si avvicina pericolosamente al bonus, e mancano ancora 13 minuti e 19 secondi da giocare. Situazione falli da iniziare, sicuramente da attenzionare per Fabrizio Reali, che protesta. Ha fatto sicuramente vedere molto bene il contatto Marcelinho, sembrava essere arrivato con un secondo di ritardo Lucio Avellino. Bello anche il siparietto tra i due, con Marcelinho che parlava a distanza con Lucio Avellino dicendo mi hai fatto fallo, e Avellino gli ha risposto veramente sono entrato con la spalla. Sembrava comunque essere in ritardo l'intervento del centrale della Roma, Fantesele, dotato di un gran destro sul punto di battuta. Fantesele calcia, ha provato ad aprire il piattone, ad indirizzarlo all'incrocio dei pali. Non era facile assolutamente questa soluzione scelta da André Fantesele. Pallone lungo da portiere a portiere, Sarmiento da una parte, Parisi dall'altra, e allora riparte la Pirossigeno. Break buono di Fantesele, altrettanto buona l'uscita di Sarmiento che anticipa Adornato, che si era inserito con i tempi giusti. Poi nel contrasto si è anche fatto male Sarmiento. C'è bisogno dell'aiuto dello staff medico della Roma. Subito un colpo, direi senza cattiveria, assolutamente fortuito. Sarmiento è stato bravo ad anticipare in uscita Adornato. Adornato che cercava di raggiungere il pallone e ha colpito il portiere della Roma. Sembra comunque nulla di grave per Sarmiento. Dolorante si rialza. Adesso, come da regolamento, quando c'è l'ingresso dello staff medico, Sarmiento deve lasciare il campo a Daniele Ducci. È la prima occasione utile, ovviamente. Sarmiento tornerà a prendere posizione tra i pali. Applausi dalle tribune del Palaugiata per un altro, direi, figlio della Roma, ovvero Daniele Ducci, a lungo protagonista su questo parquet di Eugenio. Biscossi, Fortino, Sarmiento pronto a rientrare in campo, il possesso però staziona dalle sue parti, e allora Fortino prova ad accomodare di petto per Biscossi. Buona ripiegamento difensivo di Marcelinho. Fantesele dentro da Marchio, non si intendono i due. Adesso Ducci lascia nuovamente il campo a Sarmiento. Fantesele imbuca dentro per Marchio, l'anticipo di Eugenio. Occhio alla transizione che si sviluppa per la Roma. Biscossi in qualche modo riesce a trovare Cutruppi, che prova ad imbucare per Fortino, che invita però alla calma il suo compagno di squadra. Stava completando il taglio verso l'angolo Rodolfo Fortino, ha dovuto anche un po' affrettare la giocata Cutruppi. Risultato palla persa dalla Roma. Marcelinho, Adornato, cambia lato, transita per i piedi di Thiago Bissoni, uno dei reduci dall'esperienza con la maglia dell'Eco City, così come André Fantesele, che controlla il pallone, pensa per un attimo all'1 contro 1 su Cutruppi. Bissoni in bocca dentro per Marcelinho. C'è da affinare ovviamente da una parte e dall'altra l'intesa tra i giocatori in campo. Roma che ripartirà con le mani di Sarmiento. Ci stiamo avvicinando alla metà del primo tempo, poco più di 1 minuto e mezzo rimasti da giocare. Qui le proteste della panchina della Roma
Non abbiamo però capito il motivo. Infuriato Reali, si è alzato in piedi anche David Patrizzi, preparatore dei portieri giallorosso. Fortino cambia lato, Di Eugenio, fase di sviluppo del possesso palla per la Roma. Di Eugenio con l'esterno da Matteo Biscossi, che prova ad andare ancora dentro da Fortino. A letto con larghissimo anticipo la giocata Tiago Bissoni. Marcelinho punta su Di Eugenio, prova ad andare da Adornato che vince il duello fisico. Marcelinho per Fanteselè, che forse troppo altruista a cercare ancora Adornato. Parte il contropiede della Roma, Fortino prova ad andare dentro da Cutruppi. Strepitosa giocata difensiva di André Fanteselè. Poteva fare anche meglio forse qui Rodolfo Fortino, ma merito ad André Fanteselè. Abbiamo rivisto l'azione della Roma che comunque potrà ripartire da una rimessa laterale. 10 minuti 54 secondi in questo momento. Scivola Isgro dopo aver scaricato il pallone su Ricardinho. Ancora Isgro, surplus 1 contro 1 su Pedrinho, riesce a saltarlo Isgro, arriva Parisi in scivolata, in uscita, a mettere il pallone in rimessa laterale. Poi Parisi che sullo slancio ha anche colpito Antonino Isgro. Dolorante il numero 7 giallorosso, nulla di grave. Sarà rimessa laterale per la Roma, ma gli arbitri chiedono prima l'intervento dello spazzolone per asciugare il parquet. Allora noi ne approfittiamo per fare un po' di ordine in questa partita. 10 minuti 43 secondi da giocare, 0-0 tra Roma e Pirossigeno. Occasioni che sono arrivate più nella prima parte di gara. Adesso il ritmo che si è un po' abbassato. 4 falli commessi dalla Roma, 2 dalla Pirossigeno. Dicevamo Roma che già da un paio di minuti è a quota 4 falli, deve iniziare a dare un occhio anche a questa voce statistica. Di Eugenio, Ricardinho prova ad aprire il mancino che finisce altissimo sopra la traversa. Allora la Pirossigeno prova ad organizzare la fase di uscita sulla prima linea di pressione della Roma. A terra Trentin, non c'è fallo, superiorità numerica giallorossa. Fortino ben contenuto da Tiago Bissoni, arriva solo per un attimo Pedrinho. Bravo Ricardinho ad andare a dare ossigeno e un nuovo possesso alla Roma. Ancora Bissoni in anticipo, finisce a terra. Poi Tiago Bissoni che sta giocando un'altra grande partita difensiva su Rodolfo Fortino. Bellissimo il duello tra il numero 13 dell'Eco City e il numero 20 della Roma. Occhio perché è arrivato il quinto fallo fischiato alla Roma su Tiago Bissoni. È arrivato anche il time out di Alfredo Paniccia. Qui andiamo a rivedere l'azione con l'anticipo di Bissoni, leggermente trattenuto da Rodolfo Fortino. Diciamo che Bissoni è stato bravo a far vedere il contatto agli arbitri. Time out chiamato dalla Pirossigeno a 18 secondi dalla metà del primo tempo. Ancora 0-0, direi in generale poche emozioni qui al Palaolgiata. Siamo solo all'alba di questo campionato lungo. Che avrà sicuramente tante pagine da scrivere. Pagine che potremo vivere e leggere insieme anche in diretta su YouTube, canale della Divisione Calcio a 5. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Pirossigeno. Everton sul punto di battuta, quinto fallo commesso dalla Roma. Dal prossimo la Pirossigeno potrà andare a calciare per ogni fallo subito un tiro libero. Bissoni, Pedrinho, Bissoni dentro da Trentin, anticipo di Lucio Avellino, è il suo l'ultimo tocco. Pirossigeno che è già ripartita. Everton, Bissoni si incarta quasi all'altezza del calcio d'angolo, alla fine sceglie il male minore, va a spazzare il pallone regalando però
di fatto la rimessa laterale della Roma. Avellino scodella, Fortino si coordina, la specialità della casa di Rodolfo Fortino, è arrivato con il passo leggermente lungo su questo mancino al volo, il bomber della formazione giallorossa. Parisi, corto da Thiago Bissoni. Everton cambia lato, Pedrinho può puntare in 1 contro 1 su Ricardinho, preferisce muovere il pallone. Trentin solo per un attimo, alla fine è Bissoni con il pallone tra i piedi, viene dietro Trentin a dare una linea di passaggio a Thiago Bissoni, con la Roma che è lì con la prima linea di pressione per soffocare la prima fase di sviluppo del gioco dell'Ecocity, chiedo scusa, della Pirossigeno. Bissoni prova ad imbucare dentro, funziona la pressione della Roma che costringe Thiago Bissoni a perdere il pallone. Sarmiento pilota il pallone nella metà campo difensiva della Pirossigeno, la prima volta che la Roma fa salire palla al piede Sarmiento. Ricardinho in angolo, buona chiusura di Pedrinho che guarda anche per un attimo la porta, ha recuperato però bene la posizione Sarmiento. Occhio qui all'anticipo di Avellino, steso alle spalle da Trentin. Terzo fallo di squadra per la Pirossigeno, secondo cartellino giallo per i ragazzi in maglia verde dopo Marcelinho. Giallo anche per Trentin. Calcio di punizione per la Roma, 8 minuti 47 secondi. Fortino e Lucio Avellino sul punto di battuta. Si allontana Fortino, Avellino alza la testa, apre per Biscossi che chiedeva una deviazione, ma credo si sia calciato sul piede d'appoggio Matteo Biscossi. Almeno in diretta ci è sembrata giusta questa chiamata degli arbitri. Parisi, Everton, la suolata, arriva primo sul pallone Isgro che poi prova a lottare da terra. Everton, buono il break in banda, se ne va Everton che apre per Trentin, Sarmiento per un attimo e poi Fortino sulla linea, arriva Bissoni, che occasione per la Pirossigeno, provvidenziale il salvataggio di Rodolfo Fortino, decisamente la migliore occasione di questa partita. Vale come un gol questo intervento di Rodolfo Fortino. Era uscito Sarmiento, la porta della Roma era completamente sguarnita. Ci ha messo una pezza Rodolfo Fortino, andiamo a rivedere. Ecco Sarmiento che era fuori posizione, poteva fare anche sicuramente meglio Everton, che si è ritrovato il pallone sul destro che non è il suo piede, non è riuscito a dare forza al tapin il giocatore della Pirossigeno, ma direi presente, provvidenziale Rodolfo Fortino, che conosciamo e apprezziamo ormai da tantissimi anni in versione bomber. Come detto, questo è un intervento che ha la stessa valenza di un gol, perché Sarmiento non era neanche in porta. Pallone imbucato per João Miguel, comoda la presa di Parisi che ha già messo in moto André Fantesele. Everton alza, Avellino anticipa Marcelinho, Cutruppi per un attimo, poi Sgro, poi Cutruppi lotta con Fantesele. Everton fa carambolare il pallone addosso al suo diretto avversario che era Antonino Isgro. Pallone che è uscito dopo il tocco del numero 7, sarà rimessa laterale per la Pirossigeno. Andiamo ancora una volta
a vedere come svilupperà questa azione la squadra di Paniccia. Marcelinho, Marchio, Fantesele, surplus, supera Cutruppi, calcia in diagonale, Sarmiento attento. E poi occhio al fallo commesso da Marchio che trattiene Avellino, si prende il cartellino giallo e qui furbata di Lucio Avellino. Giallo anche per Marchio, che è il terzo ammonito della Pirossigeno dopo Trentin e Marcelinho. Un ammonito per la Roma che è Christopher Cutruppi. E adesso è in parità anche il conto totale dei falli, 5 per la Pirossigeno, 5 per la Roma, 7 minuti 37 secondi, quindi per ogni fallo subito da entrambe le squadre si potrà andare a calciare un tiro libero. Isgro, Cutruppi, Isgro calcia, era avanzato Parisi, rischiava di essere velenosa questa conclusione di Antonino Isgro. Fantesele apre per Marcelinho, Marchio ha un po' di campo, preferisce transitare nuovamente per i piedi di André Fantesele. Marcelinho, difesa del pallone e appoggio per Everton. Fantesele, le finte, la conclusione col destro, bella giocata in 1 contro 1 di André Fantesele che ha nascosto il pallone a Cutruppi e poi è andato con il destro, debole. Pressione di Marcelinho che contesta l'imboccata a Lucio Avellino. Saranno le mani di Sarmiento a far ripartire la Roma. Isgro, 1 contro 1 su Everton. Alza la testa Isgro, aveva fatto un movimento a tagliare verso il centro del campo João Miguel. Isgro che invece gli aveva servito il pallone in diagonale in banda. Palla persa dalla Roma, che da qualche minuto però non riesce a dare continuità in zona offensiva. Anzi, direi che in questi ultimi minuti l'occasione migliore forse di tutta la partita l'ha avuta la Pirossigeno con il salvataggio sulla linea di Rodolfo Fortino. Parisi qui alza questo pallone a metà strada tra un lancio e un tiro in porta. Ne viene fuori una rimessa dal fondo della quale si occuperà Sarmiento. 6:46, 0-0. Sarmiento con le mani dentro da João Miguel, buono il controllo, ripulisce il pallone per Christopher Cutruppi che prova a puntare lo Cicero e poi transita per Lucio Avellino. Biscossi dentro da João Miguel, fa buona guardia Marchio sul pivot della Roma. Fantesele spinge la transizione, Biscossi prima di lui, occhio che prova a spingere la Roma. Cutruppi salta Parisi e con la punta del piede destro a 6 minuti e 21 secondi dall'intervallo stappa la partita, porta in vantaggio la Roma. 6 minuti 21 secondi, Roma in vantaggio, ha segnato Christopher Cutruppi. Andiamo a rivedere l'azione, finta di calciare con il sinistro, puntata a destra, Roma avanti con il gol di Christopher Cutruppi. Avevamo detto di una Pirossigeno che ha avuto la migliore occasione della partita ed è stata poi punita dalla Roma. Marcelinho, solo per un attimo Ricardinho prova ad andare col mancino e vediamo come avrà cambiato gli equilibri psicologici di questo primo tempo. Il gol del vantaggio giallo-rosso. Fantesele prende la corsia centrale, prova ad andare da Marcelinho, un tocco della difesa della Roma. Sarmiento lungo da Biscossi, troppo lungo il suggerimento di Sarmiento, ringrazia comunque Biscossi. Parisi dentro dallo Cicero, il tocco di Ricardinho, l'uscita di Sarmiento sempre molto attento a ripulire l'area di rigore. Qui si allacciano Pedrinho e João Miguel, lasciano correre gli arbitri.
Siamo curiosi di rivedere questa azione. Pedrinho calcia, pallone deviato, intanto cartellino giallo in panchina per Rodolfo Fortino, che stava protestando perché chiedeva un fallo in precedenza. Secondo ammonito della Roma Rodolfo Fortino dopo Christopher Cutrupi. Sono 3 invece i cartellini gialli della Pirossigeno. Bisogna attendere il fischio degli arbitri prima di ripartire. Marchio, Trentin e Marceligno ammoniti per la Pirossigeno, l'abbiamo detto, Fortino e Cutrupi invece per la Roma. Lo Cicero, Scodella, Pedrinho controlla e calcia, è lì ad aspettarlo però Fortino. Occhio a Ricardinho che se ne va, si fa tamponare da Pedrinho, stavolta sì, netto il sesto fallo commesso dalla Pirossigeno. Superato Pedrinho, tanta esperienza anche per Ricardinho, che ha quasi aspettato il contatto, che puntuale è arrivato. Sesto fallo della Pirossigeno, sarà tiro libero per la Roma. È pronto Ricardinho sul punto di battuta, Ricardinho contro Parisi. Attendiamo solamente il fischio degli arbitri. La rincorsa di Ricardinho, esecuzione perfetta, pallone all'incrocio, 5 minuti 12 secondi, ha raddoppiato la Roma con il gol su tiro libero di Ricardinho, 2-0. Esecuzione magistrale di Ricardinho, che ha aperto il piattone mancino, indirizzato all'incrocio dei pali, nulla da fare per Parisi e adesso sono 2 i gol da recuperare per la Pirossigeno. Libera il destro Pedrinho, si è accesa la partita al palo Olgiata, conclusione mancina di Pedrinho, volo di Sarmiento. Corner Pirossigeno, Bissoni, Scodella, non trova però Marceligno sul secondo palo, arriva il time out chiamato dalla panchina della Roma. 4 minuti 53 secondi, Roma 2, Pirossigeno 0, prima Christopher Cutrupi, poi Ricardinho su tiro libero. Tutto pochi istanti dopo che la Pirossigeno aveva costruito la migliore occasione della partita con il salvataggio sulla linea di Rodolfo Fortino. Le nostre telecamere sulla panchina della Pirossigeno, seguire le indicazioni di Alfredo Paniccia. Pirossigeno che ha tutto il tempo del mondo per rimettere in piedi questa partita. Chiaro che l'1-2 in rapida successione può aver condizionato un pochino i ragazzi di Paniccia, però hanno il carisma e l'esperienza per gestire anche questo tipo di situazioni. Ripetiamo, mancano 24 minuti e 53 secondi, un'eternità alla fine di questa partita. Sarmiento pilota il pallone, prova ad offrirlo a Disgro, fuori misura però il passaggio di Sarmiento. Sfuma questo possesso della Roma. Parisi con i piedi, Bissoni, Trentin, Marceligno,
Pallone per André Fantesele. I break in 1 contro 1 di André Fantesele hanno creato i pericoli maggiori per la Pirossigeno. Occhio qui al pallone dentro per Marceligno. La transizione della Roma con Isgro che va da Fortino. Bravissimo ancora il ripiegamento, il numero 99 André Fantesele. Fortino murato da Bissoni. Riccardinho a battere la rimessa laterale per la Roma. Stiamo per entrare negli ultimi 4 di questo primo tempo. Le finte di Isgro, è lui l'ultimo a toccare. Semplice rimessa laterale quasi all'altezza del corner per la Pirossigeno. È sempre Tiago Bissoni ad incaricarsi della battuta. Pallone alzato per André Fantesele. Ha un po' di campo da attaccare. Serve il pallone a Marceligno che calcia ma lo fa addosso a Riccardinho. Bissoni per Trentin, attento sul primo palo Sarmiento. Bissoni all'indietro, Trentin forte con il destro, pallone di poco alto sopra la traversa, era coperto tra l'altro Sarmiento. Si dispera Trentin perché aveva impattato bene quel pallone che gli era arrivato direttamente da calcio d'angolo. Sarmiento con le mani, lungo da Cutrupi, pallone che sfila oltre la linea di fondo, anzi sarà rimessa laterale per la Pirossigeno. Parisi prova a tornare da Everton, questione di centimetri. Everton non può prendersi il passaggio di ritorno. Fortino prova a scambiare con Cutrupi, Bissoni spinge, prova a piazzare, conclusione non forte ma piazzata di Tiago Bissoni. Attento Sarmiento, poi si allacciano Bissoni e Avellino, sono 2 lottatori. Bissoni dentro, Avellino tocca, corner Pirossigeno. Bissoni scodella il pallone che però era in movimento, controfallo. Non ha neanche protestato Tiago Bissoni, che si è reso conto di aver battuto con il pallone in movimento. Saranno le mani di Sarmiento a far ripartire la Roma. Si alza un campanile per Rodolfo Fortino che non può neanche provare a controllare il pallone. 3 minuti 24 secondi, Roma 2, Pirossigeno Cosenza 0. Everton, Trentin, Bissoni, Fantesele prova a far correre un pochino il pallone, la Pirossigeno. Fantesele calcia, deviazione, poi ancora Everton, ancora da 1 metro, pallone che gli è finito ancora sul destro. Non è riuscito nel tap-in il numero 22. Ma altra ottima occasione per i ragazzi di Alfredo Paniccia. Sarmiento stavolta corto da Di Eugenio, Cutrupi, Fortino di testa, fa correre Di Eugenio che anticipa Trentin, che non rischia di commettere fallo. Poi Di Eugenio provato l'imbucata per Rodolfo Fortino,
Trentin spedisce in avanti, pallone che sfila in rimessa laterale. Avellino alza bene per Di Eugenio, è buono anche il controllo del numero 23, poi non ha grandi linee di passaggio, va per la conclusione ma sbaglia anche Everton che voleva servire sulla corsa Tiago Bissoni. Sempre possesso Roma. Cutrupi, Avellino, Sarmiento dentro da Di Eugenio, sulla pressione di Marcelinho preferisce concedere la rimessa laterale piuttosto che rischiare di perdere il pallone. Finisce a terra qui Di Eugenio, non c'è fallo di Bissoni. Everton apre il mancino. Sarmiento in calcio d'angolo. Gran conclusione di Everton, gran riflesso di Sarmiento. Se servivano conferme sulle qualità infinite di Sarmiento, ne abbiamo avuto un assaggio in questo primo tempo. Non tantissimi interventi ma tutti di grande qualità. Qui andiamo a rivedere il missile di Everton e la mano aperta di Sarmiento a regalare e a concedere il calcio d'angolo alla Pirossigeno. Libera la Roma, il pallone è ancora però nella disponibilità della Pirossigeno Cosenza. Everton, Pedrigno, se ne va in banda Avellino in anticipo, Cutrupi lanciato in contropiede, serve il pallone a Rodolfo Fortino che incrocia con il destro. Bello sviluppo di transizione della Roma, con Fortino che però ha calciato con il suo piede peggiore, usiamo questo termine, ma sappiamo benissimo che Rodolfo Fortino sa essere letale sia col destro che col sinistro, anche se il suo piede naturale è sicuramente il mancino. Qui altro errore della Pirossigeno, prova ad incoraggiare i suoi dalla porta Parisi. Momento di difficoltà per i ragazzi di Alfredo Paniccia che poco fa comunque con Everton hanno costruito di fatto due occasioni da gol. Prova a coordinarsi Fortino, Marcelinho si allunga il pallone, Di Eugenio non ci pensa su due volte e sparacchia in rimessa laterale. 1:40 da giocare, sempre 2-0 per la Roma. Fuori Di Eugenio, dentro Biscossi, rotazioni per Fabrizio Reali che si prepara a gettare nella mischia anche l'autore del gol del 2-0 su tiro libero, ovvero Ricardinho. Fantesele prova a puntare Cutrupi che rimane con lui. Fantesele cerca di tenere in campo il pallone, se lo trascina però in rimessa laterale. Fortino controlla e ripulisce il pallone su Matteo Biscossi che torna da Rodolfo Fortino. Ricardinho, Avellino, Biscossi, Fortino forte, l'anticipo su di lui di Marchio. Ricardinho alza, Parisi spara dalla parte opposta del campo e ancora le mani di Sarmiento. Stiamo entrando nell'ultimo minuto del primo tempo. Sarmiento lungo, Fortino isolato, è buona la sponda di prima per Biscossi che ha provato a calciare ed ottiene un calcio d'angolo, ma splendida la sponda al volo di Rodolfo Fortino. Probabilmente la Roma ha tirato fuori il massimo da questa situazione. Avellino prova ad andare dentro, Marcelinho a pilotare la transizione della Pirossigeno. La puntata di Everton, c'è stato il tocco di Sarmiento che conferma anche la chiamata agli arbitri. Sembra aver toccato, sì, effettivamente il pallone Sarmiento che comunque si è subito sportivamente accusato del tocco. Everton, Marcelinho era stato liberato bene dalla Pirossigeno, ha colpito la schiena di Rodolfo Fortino. Ancora una volta corner, le palle da fermo possono essere assolutamente un fattore nel futsal. Everton a battere la rimessa, anzi il calcio d'angolo, pallone
messo all'interno dell'area di rigore. Ricardinho spinge la transizione della Roma, pallone sul mancino, calcia Ricardinho, bravissimo Parisi ad allungare in rimessa laterale. Fortino, piattone e poi la deviazione ancora di Ricardinho, doppia chance per la Roma, entrambe sul mancino di Ricardinho. Ultimi 20 secondi di primo tempo. Fortino prova ad andare da Ricardinho, prima di lui Fantesele che protegge la rimessa laterale. Parisi sbaglia il tocco per Everton e allora sarà la Roma ad avere probabilmente l'ultima occasione del primo tempo. Fuori Biscossi, dentro di Eugenio. Ricardinho ad incaricarsi della rimessa laterale. Sarmiento, Ricardinho, Fortino pressato da Marchio, rimessa laterale Roma, solamente 6 secondi da giocare. Gesto di fair play di Rodolfo Fortino che si è girato verso la panchina. Intanto qui Avellino rimane a terra e infatti adesso discutono Fortino e Alfredo Paniccia, perché Fortino si era girato verso Paniccia come a dire chiudiamolo qui questo primo tempo, invece poi la Roma ha battuto la rimessa laterale con Avellino che si è lanciato in porta, non ha preso benissimo questa cosa Alfredo Paniccia che si è scagliato contro Rodolfo Fortino. In archivio i primi 20 minuti di questa prima giornata di Serie A tra Roma e Pirossigeno Cosenza. Roma avanti 2-0 all'intervallo. Il primo gol di questo campionato lo ha siglato Christopher Cutrupi, poi è arrivato il raddoppio su tiro libero di Ricardinho. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco per il secondo tempo di Roma Pirossigeno.
Ben ritrovati dalla Palaolgiata di Roma, tutto pronto per il secondo tempo di Roma Pirossigeno. Si riparte dal 2-0 per la squadra allenata da Fabrizio Reali. Partita che è stata a lungo in equilibrio, Pirossigeno che ha avuto due grandi occasioni per muovere il tabellino nel primo tempo, ma di fatto dopo la migliore occasione della partita è arrivato l'1-2 della Roma, prima con Cutruppi e poi con il tiro libero di Ricardinho. Dopo il 2-0 altra chance per la Pirossigeno sotto misura con Everton, che non è riuscito a convertire. È un po' questo il riassunto dei primi 20 minuti: Avellino, Fortino, Cutruppi, Isgrò e Sarmiento. Per la Roma Marcelinho, Adornato, Fantesele, Bissoni e Parisi. Per la Pirossigeno questi due quintetti con cui si ripartirà dopo il primo tempo. Il primo possesso sarà della Roma e per i piedi di Rodolfo Fortino. Ancora qualche indicazione, raccomandazione degli arbitri alle due panchine. La Roma è pronta a far partire in questo momento il secondo tempo. Isgrò, Cutruppi alza proprio per Isgrò che scappa in banda, prova a coordinarsi da posizione praticamente impossibile con il mancino. Rimessa laterale Pirossigeno con André Fantesele. Bissoni, Fantesele. Dentro per Tiago Bissoni, Marcelinho, ancora André Fantesele, Adornato. Porta il pallone sul destro e serve nuovamente André Fantesele, che è stato sicuramente tra i migliori nel primo tempo per la Pirossigeno. Rimessa a Roma con Antonino Isgrò. Sarmiento alza il pallone, troppo però per Christopher Cutruppi. Fantesele riesce a tenerlo in campo e poi può puntare in 1 contro 1 proprio su Christopher Cutruppi. Se ne va Fantesele che mette dentro il pallone. Marcelinho sbaglia il tocco di ritorno per Tiago Bissoni. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Occhio qui alla pressione su Isgrò, in ritardo Adornato, direi netto il fallo. Direi netto il fallo di Adornato. Gli arbitri non hanno fischiato il fallo ad Adornato, ma il retropassaggio di Isgrò, forse? Cerchiamo di capire perché c'è un po' di confusione. Eh sì, punizione di seconda per la Pirossigeno, quindi non fischiato fallo, ma il pallone all'indietro di Isgrò per Sarmiento, che non poteva prenderlo con i piedi. Andiamo a rivedere qui Adornato. Beh, diciamo che al di là della valutazione sul possibile fallo, sicuramente non era un retropassaggio volontario di Isgrò. Questa è la chiamata degli arbitri e occhio perché la Pirossigeno ha un'ottima potenziale occasione per provare ad accorciare le distanze. Trentin, Sarmiento e poi con la faccia Rodolfo Fortino, letteralmente abbattuto da Tiago Bissoni. Deve essere piacevolissimo
prendere un colpo del genere. Qui andiamo a rivedere la parata di Sarmiento e poi quella di faccia di Rodolfo Fortino, che adesso lascia il campo. Si vede dalla nostra postazione il segno rosso sulla faccia di Rodolfo Fortino. Rimessa pirossigeno con Bissoni che va da Adornato. Fantesele, Marceligno dentro da Tiago Bissoni che prova a girarsi e a calciare. Attento Sarmiento. Pallone alzato per Fantesele, prima di lui Lucio Avellino, sombrero di Cutrupi che poi non riesce a dare continuità alla sua giocata. Pallone recuperato dalla pirossigeno. Bissoni alza la testa, non riesce a trovare una linea di passaggio. Fantesele pizzica, rimessa a Roma a 18 minuti 13 secondi. Avellino scambia con Isgro. Sarmiento, tocco per Cutrupi e poi Parisi prova a punire dalla parte opposta a Sarmiento. Sarmiento lungo per Rodolfo Fortino che di testa appoggia per il rimorchio di Isgro. Buona giocata difensiva di Marceligno che concede però la rimessa laterale già battuta dalla Roma. Bissoni porta il pallone, spinge la transizione e calcia, trova il corpo, le gambe di Lucio Avellino e il calcio d'angolo. 17 minuti 45 secondi, si resta fermi lì sul 2-0 per la Roma. Bissoni dentro ma direttamente sull'esterno della rete, si dispera si arrabbia con se stesso Tiago Bissoni. Cutrupi prova un aggancio difficilissimo che stava per riuscirgli. 2 contro 2 che si sviluppa per la pirossigeno ancora 2 volte. Un sontuoso Lucio Avellino in fase difensiva. L'anticipo di Cutrupi che prova a ripartire in contropiede, è lì ad aspettarlo però Marceligno. Avellino, Isgro, tocco per Christopher Cutrupi. Avellino scodella questo pallone, Bissoni lo addomestica e lo tocca con l'esterno per André Fantesele. Finta di passaggio e poi scarico su Tiago Bissoni. Adornato, Marceligno fa correre André Fantesele che prova a girarsi, se ne va con una finta, prova a tornare da Marceligno. Ripiegamento difensivo di Fortino senza commettere fallo su Marceligno e Roma che prova a ripartire proprio con il suo numero 20. Buona questa linea di passaggio per Isgro che può puntare Bissoni che ancora una volta lo chiude e prova anche a perfezionare il recupero. Fallo alla fine commesso da Tiago Bissoni sulla difesa del pallone di Antonino Isgro. Calcio di punizione per la Roma, è il primo fallo di squadra per la pirossigeno nel secondo tempo, ancora 0 i ragazzi di Fabrizio Reali. Situazione falli molto diversa rispetto a quello che era stato l'andamento nei primi 20 minuti. Sarmiento in emergenza quasi sul retropassaggio, prova a trovare la traccia profonda per Rodolfo Fortino che non può però mai arrivare sul pallone. Pirossigeno che riparte con Parisi che al piccolo trotto prova a guadagnare un po' di campo. Lo Cicero e Marchio a dare una linea di passaggio.
Eccolo Lo Cicero che fa ancora muovere il pallone, ma è sempre lì la Pirossigeno. Buona qui l'imbucata di Lo Cicero per Everton. Trentin ha provato a tornare da Everton, che gli chiedeva forse di prima quel pallone di ritorno. Il recupero di Riccardinho, transizione della Roma, troppo lungo però il pallone di Riccardinho per Lucio Avellino. E qui errore di Riccardinho, che aveva fatto tutto bene tranne la rifinitura sulla corsa di Lucio Avellino. Parisi porta il pallone, alza la testa, imbuca per Lo Cicero, Riccardinho per un attimo, Sarmiento pulisce l'area di rigore e prova ad andare lungo da Biscossi. Buono il controllo, prova anche la conclusione. Buon break di Matteo Biscossi, che non è andato però neanche vicinissimo al bersaglio. Le mani di Parisi a far ripartire la Pirossigeno. 15 minuti 48 secondi e sempre 2 di vantaggio per la Roma, entrambi gol arrivati nel primo tempo. Biscossi ancora ad aprire il destro, 2 volte a squillare Matteo Biscossi dalle parti di Parisi. Dicevamo entrambi i gol della Roma arrivati nel primo tempo, prima Cutruppi e poi Riccardinho su tiro libero. Lo Cicero, Everton prova a tornare da Lo Cicero. Sarmiento col piatto dentro da João Miguel. Parisi ha già rimesso in moto Lo Cicero. Everton prova a saltare Di Eugenio, che è bravissimo a rimanere con lui. João Miguel prova a far correre Biscossi. Ha letto con larghissimo anticipo la giocata Marchio, che ha seguito sulla corsa Matteo Biscossi, producendo un pallone riconquistato da rimessa laterale per la Pirossigeno. 14:50, Trentin, Everton, Lo Cicero, Everton dentro da Trentin, arriva la chiusura di Biscossi, pallone in tribuna, rimessa a Cosenza. Lo Cicero all'indietro per Marchio, Everton a portare il pallone, l'imbucata per Trentin, prova il tocco di prima per Lo Cicero, il ripiegamento difensivo di Riccardinho, poi con la testa Trentin. Occhio alla Pirossigeno che prova a sviluppare il gioco, ma buona transizione difensiva della Roma. Pirossigeno che allora deve ragionare con Everton, fronteggia in 1 contro 1 su Riccardinho, poi passa per i piedi di Capitan Marchio. Lo Cicero, Parisi dentro da Trentin, il controllo di Trentin che finisce a terra sulla pressione di Eugenio. Calcio di punizione, solamente il primo fallo di squadra per la Roma in questo secondo tempo, ne ha commesso uno anche il Cosenza. Lo Cicero a battere il calcio di punizione, ad incoraggiare i suoi Capitan Marchio. È chiaro che la Pirossigeno ha bisogno di uno squillo, di un episodio per magari cambiare anche un po' l'inerzia di questa partita. Qui Everton prova ad andare in verticale sulla banda per Lo Cicero, che non può però raggiungere il pallone. Fuori Riccardinho, torna Christopher Cutruppi, colui che ha avuto il merito di sbloccare la partita nel primo tempo. Adesso Isgro, Di Eugenio, Cutruppi e João Miguel insieme a Sarmiento per la Roma. Lo Cicero, Everton, Trentin e Capitan Marchio con Parisi invece per Alfredo Paniccia. Marchio, Lo Cicero, Everton,
Occhio qui che rischia Everton e gli sfila il pallone Isgro, che riesce a tenerlo in campo e prova anche ad offrirlo sul secondo palo a Parisi, che qui fa partire la transizione della pirossigeno. Trentin prova a trovare Marchio, controllo e conclusione debole, centrale con il mancino. Sarmiento prova ad andare da Joao Michel, bravo Parisi in uscita, in anticipo di testa. Si allontana dal punto di battuta Cutruppi di Eugenio, battuto però con i piedi dentro il campo, praticamente questa rimessa laterale. Giusto il fischio degli arbitri, non protesta neanche Alessio Di Eugenio. Lo Cicero, Marcelinho, portare il pallone. Lo offre a Lo Cicero, da una linea di passaggio a Marcelinho, ma è ottima la pressione della Roma, che sta letteralmente soffocando la fase di uscita in possesso per la pirossigeno, che alla fine è costretta a buttare via il pallone. Vittoria della Roma, che è andata bene ad alzare la pressione. Soddisfatto Fabrizio Reali, che adesso toglie dal campo di Eugenio, rimette Lucio Avellino. Corre il cronometro, 2 minuti e 50, la metà del secondo tempo. Sarmiento, Parisi con i pugni. Torna praticamente da Sarmiento. Joao Miguel controlla ed è lui, secondo gli arbitri, a commettere fallo su Marchio. È il secondo fallo di squadra per la Roma. Occhio qui all'imbucata di Fantasele, letta da Avellino, che apre per Joao Miguel. Parisi attento sul primo palo. Occhio qui alle proteste di Reali, ammonito un membro della panchina della Roma. Eravamo coperti da Reali, non siamo riusciti a capire a chi sia stato assegnato il cartellino giallo. Pallone imbucato dentro, Cutruppi lo scarica all'indietro su Sarmiento, sale forte la pressione di Marcelinho. Pallone buono per Cutruppi che serve Isgro, la giocata di Isgro che poi alza troppo il destro, ma buona azione, buona trama della Roma, chiusa con il destro alto di poco di Isgro. Occhio perché a campo Pedrigno, che prova a sorprendere sul primo palo Fortino, che è lì ad aspettarlo. Cutruppi, Isgro, Parisi tornato ad accendersi il ritmo di questa partita. Arbitri che chiedono ancora di asciugare il parquet. 12:04 da giocare. Si rimane inchiodati sul 2-0 della Roma, tutto successo nei primi 20 minuti di gioco. Qui andiamo a rivedere il break di Antonino Isgro, sembrava comunque sulla traiettoria Parisi qualora Isgro avesse centrato lo specchio. Si può tornare a giocare con Bissoni che restituisce il pallone alla Roma. Pallone scodellato, Biscossi al volo, non era facile coordinarsi per Matteo Biscossi. Marcelinho, Fantasele,
il movimento di Bissoni, Pedrigno, Marcelinho, pressato da Fortino che gli sfila il pallone e poi Marcelinho si appoggia all'indietro su Parisi. È Bissoni che prova a trasformare l'azione della Pirossigeno. Fanteselli costretto ad indietreggiare, sta funzionando molto bene la pressione della Roma, qui rischia Pedrigno, il pallone leggermente corto sul quale si avventa Christopher Cutrupi, non c'è fallo, un paio di persone per terra, sono Bissoni e Cutrupi, sarà calcio d'angolo per la Roma. Comunque produttiva la giocata di Christopher Cutrupi, l'imbucata di Avellino, il tocco di Marcelinho e altra rimessa forse per la Roma, anzi no, ancora corner per i giallorossi. Fortino al volo, deviazione, e forse Parisi, forse Marcelinho a togliere dalla porta il possibile 3-0 della Roma. È di Parisi l'ultimo tocco, gran parata del numero 12 della Pirossigeno che era quasi in controtempo perché si stava spostando verso il primo palo. È stato molto reattivo allungando il piede Parisi, c'era comunque anche Marcelinho dietro di lui a dargli copertura. Avellino dentro, Parisi in spaccata, chiedo scusa, Fortino, non Avellino al volo. Molto molto difficile anche per le qualità balistiche di Rodolfo Fortino la conclusione. Bissoni, Fanteselli, il break centrale, Biscossi gli ruba in maniera pulita il pallone, poi prova ad andare Matteo Biscossi, si stava inserendo anche Christopher Cutrupi, ha preferito andare alla conclusione Biscossi. Bissoni dentro, Fortino ancora una volta presente, prezioso in fase difensiva. Fuori Cutrupi, dentro Riccardinho, ancora rotazioni per Fabrizio Reali. Bissoni all'indietro per Marcelinho. Fanteselli 1 contro 1 su Riccardinho, buona la giocata di Fanteselli che però si allunga leggermente troppo il pallone, a vita facile Sarmiento che prova a lanciare subito dalla parte opposta a Riccardinho, molto bravo qui anche Parisi di testa a negare lo stop a Riccardinho, possesso che però sarà in favore della Roma. Si è rialzato adesso Riccardinho che aiuta a rialzarsi anche Parisi, si spiegano i due o quantomeno provano a spiegarsi i due e alla fine arriva il cartellino giallo per Parisi e forse anche per Riccardinho, no, ammonito Parisi. Giallo per entrambi, allora confermiamo ammonito Riccardinho, ammonito Parisi. Riccardinho che è il terzo ammonito della Roma dopo Fortino e Cutrupi. Parisi invece è il quarto ammonito della Pirossigeno, marchio Trentin, Parisi e Marcelinho, con un provvedimento disciplinare. Roma che intanto potrà battere una rimessa laterale. Avellino, Scudella, punito il blocco forse di Alessio Di Eugenio, bisognava attendere il fischio degli arbitri per ripartire. Chiamata giusta dell'arbitro perché dopo un provvedimento disciplinare bisogna sempre attendere il fischio per ripartire. Fortino lascia sfilare il pallone oltre la linea di fondo. Sarmiento, Bissoni in anticipo, possesso Roma.
Bissoni si porta il pallone dietro, lo lascia adesso lì per Andrea Fantesele. 10 minuti 27 secondi, non si muove dal 2-0 il punteggio qui alla Palaolgiata. Sarmiento lungo, era sbucato alle spalle di tutti praticamente Alessio Di Eugenio. Fantesele, Bissoni dentro da Marceligno, sempre forte su di lui la pressione di Avellino, loro che erano compagni di squadra qui alla Roma nella passata stagione. Ricardinho con l'esterno, pallone per Sarmiento, prova ad andare con i piedi da Ricardinho, Fantesele per un attimo, Fortino la giusta per Di Eugenio che però poi sbaglia il tocco, allora prova a ripartire Marceligno. Fantesele, la sterzata, lo scarico su Adornato, si torna da Andrea Fantesele. Abbiamo superato la metà del secondo tempo, Avellino qui a chiudere in rimessa laterale sulla scorribanda di Andrea Fantesele. Direi lui ed Everton i migliori della Pirossigeno in questa partita. Chiaramente potete anche provare a suggerirci il vostro migliore in campo nei commenti sulla diretta YouTube, sul canale della divisione calcio a 5. Sarmiento dentro da Joao Miguel, ancora bravissimo Bissoni, che a proposito di giocatori che hanno giocato una grande partita dobbiamo assolutamente citare Thiago Bissoni. Avellino alza il pallone, Parisi blocca comodamente all'interno della sua area di rigore. Marceligno cambia lato per Adornato, anticipo secco di Isgro, imbucata dentro per Joao Miguel che con il tacco ha provato a sorprendere Parisi. Occhio qui a Ricardinho che è andato a trattenere Trentin, giusto il fallo, terzo di squadra per la Roma. Adornato, Everton porta il pallone, prova qualcosa a metà tra una conclusione sul secondo palo e un assist. In realtà non ne viene fuori nessuna delle due soluzioni. Sarmiento, Joao Miguel si allaccia con marchio, l'ultimo tocco è di Joao Miguel. Vediamo se e quando eventualmente Alfredo Paniccia deciderà di giocarsi la carta del portiere di movimento. Intanto è Parisi a provare a creare superiorità per la Pirossigeno, ma la Roma si chiude bene. Ancora Joao Miguel presente, Everton a calciare, sfortunato Everton perché ha trovato una deviazione che è di un giocatore della Roma. Qui andiamo a rivedere la conclusione di Everton con la spalla Avellino, che infatti si tocca subito quella parte del corpo. Everton, Trentin controlla il pallone, in buca dentro per Marchio, Adornato, le finte su Joao Miguel. Everton, 8 minuti da giocare, prova ad andarsene in banda Everton, bella giocata difensiva di Antonino Isgro che poi prova a trasformare anche l'azione della Roma, non si capisce con Christopher Cotrupi, ne viene fuori una palla persa. Time out chiamato credo da Alfredo Paniccia, anzi no, arbitri che chiamano lo spazzolone per asciugare il parquet. Abbiamo visto Paniccia avvicinarsi al tavolo del cronometrista. Cerchiamo di tenere d'occhio anche la panchina della Pirossigeno per capire se qualcuno indossa la maglia gialla da portiere di movimento. Intanto fuori Adornato, dentro Andrea Fantesele.
Eccolo, numero 99, a scaricare il pallone su Everton. Trentin, Everton, Fantesele. 1 contro 1 di Fantesele su João Miguel. Marchio, doppio tocco, alla fine Sarmiento, sempre molto attento e molto presente. Cutrupi, la sterzata, il mancino e Parisi con la manona a dire di no a Christopher Cutrupi. Tanto ci state rispondendo al nostro quesito su chi sia fino a qui il migliore in campo. Per il momento direi ballottaggio tra Sarmiento e Cutrupi. Cutrupi che ha avuto il merito di sbloccare la partita. Sarmiento che invece come merito ha avuto quello di chiudere, di blindare la porta della Roma. Ancora spazzolone per asciugare il parquet. Cronometro palindromo al Pala Olgiata di Roma, 7:17 da giocare. Tanto una pallina da tennis che dalle tribune arriva in campo qui al Pala Olgiata, si può finalmente tornare a giocare. Pallone scodellato per Isgro che manca l'impatto al volo con il destro. Parisi, la suolata e lo scarico su André Fantesele. Everton, stanno arrivando gli ultimi 7 di questa partita. Marchio, spalle alla porta con Cutrupi, prova a calciare forte verso il centro, chiedeva un tocco Marchio che però non c'è. Pallone lungo per Fortino che controlla, si appoggia su Christopher Cutrupi. Avellino, la spinta alle spalle di Everton che fa gesto all'arbitro, sono entrato di spalla, era comunque in ritardo il giocatore della Pirossigeno. È il secondo fallo di squadra per i ragazzi di Alfredo Paniccia. 3 ne ha commessi invece la Roma. Ciò che non cambia è il parziale sempre inchiodato, fermo sul 2-0, stampato qui sul LED luminoso del Pala Olgiata di Roma. Sarà rimessa laterale in arrivo per la Pirossigeno. Fantesele, Parisi, alza il pallone, Sarmiento ancora a regnare all'interno della sua area di rigore. Avellino dentro da Cutrupi, anticipato da Fantesele che rientra e calcia. Gran conclusione di André Fantesele e altra grande parata di Sarmiento perché ha toccato questo pallone. Andiamo a rivedere Fantesele, non so se di Avellino o di Sarmiento il tocco, ma aveva sparato una gran botta con il destro André Fantesele. Andiamo a rivedere forse Sarmiento, ancora decisivo portiere della Roma. Fantesele di testa per Marchio. Trentin, pallone riconquistato da Avellino, muro verde davanti a Christopher Cutrupi che decide di fermarsi, in qualche modo riesce a trovare Fortino che va col sinistro, si lamenta con i suoi Parisi. Roma che in questo momento sembra avere più voglia, più cattiveria di arrivare anche sulle seconde palle. Fortino, Cutrupi, paio di tocchi e alla fine ancora Fortino. Avellino all'indietro per Sarmiento, prova ad andare lungo, Parisi esce, si scontra con André Fantesele. Nulla di grave per Parisi che poi manda il pallone in rimessa laterale. C'è Marceligno che ha indossato la maglia gialla da portiere di movimento per la Pirossigeno.
Si asciuga il parquet dove è caduto Parisi. Fortino restituisce sportivamente il pallone alla squadra di Alfredo Paniccia, ma c'è ancora lo spazzolone in campo per asciugare il parquet. Fantesele, Bissoni, Fantesele, Lo Cicero, portiere di movimento in campo per la Pirossigeno con Marceligno. Fantesele, Lo Cicero prova a muovere il pallone la squadra di Paniccia per far muovere di conseguenza la difesa della Roma e creare una situazione di vantaggio, comunque di superiorità numerica sul lato. Fantesele dentro da Trentin, sale forte la pressione di Riccardinho e Trentin costretto a toccare male all'indietro per André Fantesele. Ultimi 5 in arrivo di questa partita. Roma 2, Pirossigeno Cosenza 0. Cutruppi, Riccardinho entrambi nel primo tempo. Marceligno alza questo pallone per André Fantesele che lo accomoda e lo gestisce all'indirizzo di Lo Cicero. Marceligno, Fantesele, Bissoni calcia, Sarmiento attento. Arriva adesso il time out chiamato da Alfredo Paniccia, che vorrà provare a disegnare qualche giocata sul portiere di movimento del suo Cosenza. Adesso anche Lo Cicero e Bissoni arrivano ad ascoltare insieme a Marceligno le indicazioni del tecnico. Mettiamo ordine, 4 minuti 38 secondi da giocare alla sirena conclusiva di questa partita. Roma 2, Cosenza 0. Vi abbiamo già detto dei 2 gol arrivati nel primo tempo di Christopher Cutruppi e di Riccardinho su tiro libero. Situazione falli che vede la Roma a quota 3, commessi 2, commessi invece dalla Pirossigeno. Corner Pirossigeno dopo il time out. E Pirossigeno che torna a muovere il pallone. Vediamo cosa avrà disegnato sulla sua lavagna Alfredo Paniccia. Quasi un finto blocco portato da Trentin per liberare un po' di spazio a Fantesele. Marceligno ancora per André Fantesele, calcia col mancino. Roma che è riuscita ad ottenere il male minore, ovvero una conclusione da fuori che, insomma, considerando l'inferiorità numerica in difesa è, insomma, la miglior forse soluzione possibile. Sarmiento lungo, Cutruppi prova a disturbare, ci riesce André Fantesele che manda a quel paese l'arbitro. Voleva un fallo l'ex giocatore tra le altre di Rieti Feldieboli ed Ecositi Genzano. Avellino dentro per il taglio con un centesimo di ritardo di Alessio Di Eugenio,
che non è riuscito ad impattare il pallone. Buona traccia però trovata da Lucio Avellino qui. Trentin, Bissoni, pressato da Di Eugenio che non lascia ragionare e respirare Tiago Bissoni, e la pressione della Roma è vincente perché la Pirossigeno non riesce neanche a rimettere in campo il portiere di movimento. 3 minuti 48 secondi. Cutrupi, Fortino alza il pallone, non riesce a raggiungere Di Eugenio. Adesso sì, fuori Parisi, dentro Marcelinho. Un'eternità ancora da giocare. 3 minuti 40 secondi in arrivo in questo momento. Fantesele ragiona col portiere di movimento. La Pirossigeno, Lo Cicero, Fantesele apre per Trentin. Marcelinho, controllo e scarico su André Fantesele, ma non riesce a costruire vantaggi, almeno fino a questo momento, con il movimento palla. La Pirossigeno, Fantesele, Lo Cicero dentro per Marcelinho. Era buona questa giocata, ha letto tutto con un secondo di ritardo Marcelinho, che adesso lascia nuovamente il campo a Parisi. Pallone scodellato in avanti, Cutrupi non può arrivarci, si rinnova allora il copione. Fuori Parisi, dentro Marcelinho. 3 minuti 7 secondi, sempre 2-0 Roma. Bissoni, Trentin, la tocca per André Fantesele. Trentin ancora muove il pallone, la Pirossigeno. Lo Cicero, Fantesele. Trentin calcia, Sarmiento a mani aperte. Poi Bissoni è il primo ad arrivare sul pallone. Protestano un po' tutti adesso, ma il possesso è sempre della Pirossigeno. Ma il cronometro corre. 2 minuti 35 secondi. Marcelinho, Fantesele, Lo Cicero. Arriva qualche fischio di paura dalle tribune del Palaolgiata. Lo Cicero, Fantesele, la tocca corta per Marcelinho. Fantesele, Bissoni, recupera il pallone Lucio Avellino, che se ne va con una bella giocata. Tiago Bissoni che lo stende, si accusa del fallo e si prende il cartellino giallo. Ammonito Tiago Bissoni. Cinque ammoniti per il Cosenza sono Marchio, Trentin, Parisi, Bissoni e Marcelinho. 3 invece per la Roma, Cutrupi, Riccardinho e Rodolfo Fortino. Questo per darvi anche un po' il quadro. Dei provvedimenti di questa partita. Pallone lungo, campanile di Sarmiento, che però non riesce a trovare Riccardinho. Fantesele, Trentin in buca per Marcelinho sul secondo palo. Si scusa qui Marcelinho con Trentin. Sarmiento, lungo da Bissoni, si abbassa per favorire Parisi, poi rimpallo. Alla fine premia la Roma perché Fantesele sbaglia il tocco all'indietro, l'indirizzo proprio di Parisi, e dunque un giro gratis praticamente in corner per la Roma, che può tenere la Pirossigeno lontana dalla sua porta, giocare un po' con il cronometro, tenere questi 2 gol di vantaggio. Avellino dentro, Everton tocca. Ancora corner per la Roma, sempre Avellino, all'indietro per Sarmiento. Lancio lungo per Riccardinho, ancora leggermente fuori misura il suggerimento di Sarmiento. Finisce a terra Fantesele, fallo di Riccardinho, è il 4º fallo di squadra per la Roma. Intanto crampi per Everton, che ha sentito indurire il polpaccio e si è accasciato a terra facendo operazioni di stretching. Arriva adesso in suo soccorso Tiago Bissoni.
Ancora spazzolone per asciugare il parquet, si può tornare a giocare ovviamente. Ora più che mai, portiere di movimento per la Pirossigeno, Fantesele, Bissoni, Pedrigno, ancora per André Fantesele, Bissoni, Pedrigno, si muove il pallone, Bissoni, Fantesele, Trentin, esce con i tempi giusti Christopher Cutrupi. Corner Pirossigeno con Trentin che imbuca per Bissoni, pallone sul primo palo, non può nulla Sarmiento, 1-12, c'è ancora vita, e come se c'è ancora vita per la Pirossigeno. 1 minuto 12 secondi da giocare, ha segnato Tiago Bissoni. Troppo ravvicinata la conclusione di Bissoni. Malapena fatto in tempo a provare ad alzare il braccio destro Sarmiento, e attenzione perché questa partita non è assolutamente finita. Bissoni che tra l'altro va a coronare una solidissima prestazione personale. Cutrupi, occhio al break di Pedrigno che a campo e calcia Sarmiento, decisivo, ma ad un passo dal 2-2 la Pirossigeno. Poi Sarmiento non riesce a trovare Isgro, e attenzione perché la Roma non può permettersi distrazioni. Pedrigno qui ha calciato, lo ha fatto centrale, è stato rapido comunque a trovare la coordinazione con i piedi Sarmiento. Si dispera proprio davanti alla nostra postazione Pedrigno. Fantesele, Bissoni, 46 secondi, eccolo Tiago Bissoni che pensa all'imbucata, prova poi ad effettuarla per Pedrigno, sempre lì in possesso la Pirossigeno. 30 secondi da giocare, Pedrigno, Fantesele, Trentin, dentro da Bissoni, clamoroso salvataggio in scivolata di Rodolfo Fortino, ma adesso è decisamente più pericolosa la Pirossigeno col portiere di movimento. ...22 secondi da giocare, rimessa in zona d'attacco per la Pirossigeno che adesso ha solamente un gol da recuperare qui al Pala Olgiata contro la Roma. Bissoni, Fantesele, una delle ultime chance per la squadra allenata da Alfredo Paniccia. Fantesele, Bissoni, ancora per André Fantesele, Trentin dentro da Marceligno, leggermente fuori misura il pallone di Trentin. Ossigeno puro questo per la Roma che adesso deve provare a gestire, a giocare con il cronometro e a far passare questi 14 secondi. Sarmiento lungo da Fortino di testa, il pallone sul palo, incredibile, chance per la Roma. Occhio che attacca la Pirossigeno, Fantesele prova a servire Pedrigno ma il pallone è troppo lungo. Ultimi 2 secondi, esulta il pubblico del Pala Olgiata, quasi come un gol su questo errore sull'asse Fantesele-Pedrigno. Avellino spedisce in avanti, finisce qui la partita. Esordio vincente per la Roma che con grande fatica nel finale riesce a battere 2-1 la Pirossigeno Cosenza nel primo tempo. I gol di Cutrupi e Riccardinho sul tiro libero. Nel finale quello di Tiago Bissoni che ha riacceso la partita, ha ridato speranza alla Pirossigeno che però se ne va dal Pala Olgiata a mani vuote. Grazie per essere stati in nostra compagnia, il saluto e il buon proseguimento di serata vi arriva da Mattia Esposito.